Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Si sta avvicinando la partita contro il Lecce e, come al solito, andiamo a vedere cosa ci dice il file riguardo alla partita, perché sono molto curioso di vedere cosa ci dice, perché come sapete il file ragiona in termini delle ultime 4 partite, o meglio, io uso le ultime 4 partite come riferimento. E visto quello che è successo, sono veramente curioso di sapere che riscontro ci darà il file. Io ho una mia idea ce l'ho. Staremo a vedere se verrà, se anche il file sarà d'accordo con la mia idea. O meglio, io ho un'idea di quello che ci dirà il file, poi staremo a vedere. E come sempre vi faccio vedere il banner e poi cominciamo con il video. Eccoci qua, io adesso vi faccio vedere come sempre lo schermo ed eccoci qua. Allora, andiamo a mettere come sempre Serie A, qui andiamo a mettere no, il Cagliari e qui il Lecce e vediamo cosa ne esce fuori. Ok, allora intanto vi dico che il file ha assolutamente dimostrato quello che pensavo, ovvero la vittoria del Cagliari. Lo vediamo qui. Però come sempre ragioniamo per tempi, quindi andiamo a vedere il primo tempo che vi ricordo a differenza del secondo tempo, il primo tempo tiene in considerazione in questo caso tutti i primi tempi giocati dal Cagliari in casa e tutti i primi tempi giocati dal Lecce in trasferta. Fa una media statistica e ci spara il risultato a schermo. Allora, vediamo che il primo tempo probabilmente finirà con una X, doppia chance X2 e non è banale come cosa, perché lo vediamo anche qui dal grafico, la X ovviamente è preponderante, però vediamo che nei primi 45 minuti se c'è una probabilità che una squadra possa finire in vantaggio il primo tempo è il Lecce e non il Cagliari, ovviamente sempre secondo il file. Under over della partita, under 1,5 over 0,5. Come sempre i dati possono essere discordanti. Under over casa, noi non segniamo, loro potrebbero fare un gol. Gol no gol, ovviamente no gol. 0-1 casa, 0-1 ospite, multigol primo tempo 1-2, risultato esatto 0-0. Questi sono i grafici. Eccoli qua. Si è impallato tutto, ok. Ora andiamo a vedere invece il secondo tempo. Tra l'altro poi se vi interessa vedere anche la sezione combo è un po' confusionaria, però se vi interessa vederla ve la faccio vedere a partire dal prossimo video. Questo è il secondo tempo. Il file dice molto probabilmente vincerà il Cagliari. Doppia chance 1x, under over partita
2,5, over 2,5, under 3,5, under over casa, under 2,5, over 1,5 e under over ospiti, under 1,5 e over 0,5. Gol no gol, no gol, multicasa, multigol casa 1-2, multigol ospite 0-1, multigol partita 2-3, risultato esatto 1-0. Parziale finale x1, parziale finale doppia chance x2, 1x. Allora, io prima di andare a vedere cosa ci dice la pagina esteso, devo essere sincero, per una volta mi trovo d'accordo con il file. Cioè, per una volta. È capitato spesso che mi trovassi d'accordo con il file, ma non nelle ultime volte. E mi trovo particolarmente d'accordo, e l'unica cosa che non mi convince è la quantità di gol, il risultato esatto, perché secondo me sarà una partita in cui una delle due squadre, a prescindere da quale sia, potrebbe segnare parecchi gol, perché il Lecce viene dallo scotto di una partita pareggiata all'ultimo secondo praticamente, mentre noi veniamo dall'orribile prestazione fatta contro il Genoa. Quindi a livello mentale questa è una partita importante per tutte e due le squadre, tralasciando che si sta lottando per la salvezza, ma proprio a livello prestazionale. Ed è una partita in cui tutte e due vorranno fare bene e tutte e due secondo me vorranno essere presenti sotto porta. Quindi ideologicamente parlando mi aspetto una partita in cui la squadra che vince possa segnare banalmente dai 2 ai 4 gol, quindi un multigol 2-4 per farvi capire, o comunque un over 2,5, ecco. Quindi di over 2,5 è rischioso se poi fanno 2 gol, però mi aspetto quel tipo di partita dove magari la squadra che vince lo può subire un gol, però me ne aspetto almeno 2, quindi non mi sento di essere d'accordo con questo 1-0, però comunque noi andiamo a vedere la pagina dell'esteso, guardiamo prima i dati qua del primo tempo. Vediamo che c'è il 44% di possibilità che la partita finisca in pareggio nel primo tempo, con una quota comunque anche abbastanza alta, la quota che ci dà il file. Poi il 2 del Lecce con il 34% di possibilità 2,95 e l'1 del Cagliari con il 22% di possibilità con una quota a 4,58, mentre le doppie chance si assestano su quote molto più plausibili e papabili. Gli expected goals sono alti specialmente quello del Lecce. Vi spoilerò questa piccola cosa. Quando voi vedete, per esempio, sulla pagina dell'esteso questi dati discordanti, no? Che qua c'è scritto no goal, cioè qua c'è scritto over 0,5. C'è una discrepanza, ok? Tra magari il multigol, tra l'under over e questo qua. Il motivo è esattamente perché il file per il goal no goal e per l'under over non va a prendere qualsiasi dato, va a prendere esattamente questo dato, che sono gli expected goals. Lui su questo dato stabilisce poi questi dati qua, gli under over della squadra, e lotta rato che se superiore a 0,50 e inferiore a 1,49 mi sta a significare over 0,5, quindi un gol. Vi spoilerò questa cosa. Però vediamo che le probabilità di gol sono basse, cioè nel senso è molto probabile che in realtà nel primo tempo si possa non segnare, e potrebbe accadere come non potrebbe accadere. Mi tengo sul 50 e 50 perché dipende sempre da come le squadre approcciano la partita. Vi ricordo che il file fa semplicemente una media statistica di tutte le partite giocate, quindi è tutto in divenire. Gol 16,86% di possibilità che possa accadere nel primo tempo, no gol l'83,14%. Questi sono gli under over delle squadre, e addirittura il 34% di possibilità che il primo tempo possa finire con un under 0,5, quindi esattamente con 0 gol.
che non mi sento di escluderla come possibilità, però ripeto, dipende sempre da come le squadre approcciano la partita, perché l'approccio fa tanto, se non addirittura tutto. Vedete infatti la partita col Genoa, abbiamo perso 3-0 giustamente perché perdonatemi, perché il nostro approccio alla partita è stato totalmente sbagliato. Vediamo che le probabilità di risultati esatti del primo tempo sono 34% che la partita finisca 0-0, 21% che è la seconda più alta che la partita finisca 1-0 per il Lecce e 15% che la partita finisca 1-0 per il Cagliari. La partita, il primo tempo, finisca 1-0 per il Cagliari, che è la terza probabilità più alta. Adesso concentriamoci sul secondo tempo. Voglio anche vedere la forma 8 partite perché sono molto curioso di vederla. Abbiamo il 63% di probabilità che il Cagliari possa vincere la partita con quota 1,58, il 22% di possibilità che la partita possa finire in pareggio con una quota di 4,60 e il 15% di possibilità che la partita possa finire con una vittoria del Lecce con una quota a 6,70. Le doppie chance sono tutte più o meno equilibrate. Anche l'X2, sebbene abbia una quota comunque molto più importante per essere una doppia chance, ma comunque rispecchia quello che è l'esito sia della X che del 2 e ci sta. Gli expected goals, come vedevamo, sono abbastanza bassi. Qua sicuramente segnerà un under 3,5 e un over 2,5 perché sta a 2,65. Gli expected goals del Cagliari sono 1,88, quelli del Lecce sono 0,78 e sommandoli si ottiene questo dato. E infatti sì, over 2,5 under 3,5, non me lo ricordavo. E attenzione, attenzione, come vedete c'è una forte discrepanza perché qua gli expected goals del Lecce sono 0,78, quindi avendo tarato io il file ci dice molto probabilmente il Lecce potrebbe segnare un gol stando agli expected goals, però stando alle probabilità di gol vediamo che in realtà il Lecce ha il 45,88% di non segnare nemmeno un gol, che è una quota molto molto alta, che viene rafforzata anche dal fattore no goal, che è del 54,17%, che è leggermente tendente verso il no goal, ed è un dato che di solito il gol no goal è abbastanza equilibrato, si tiene sempre intorno al 50 e 50. Avere un leggero distaccamento verso il no goal mi fa pensare che possa essere così, però ripeto, tutto sta, specialmente in queste partite, nell'approccio delle due squadre, perché potrebbe succedere tutto e il contrario di tutto. Dicevamo, volevo vedere la forma a 8 partite, ricordiamoci 63, 22 e 15. 63, 22, no. No. 63, 22 e 15. Diventano molto più equilibrate le cose. Diventano molto più equilibrate e vedete che già rispecchia una cosa che ho detto io prima, che ci potrebbero essere parecchi gol. E addirittura guardate qua la quota del gol e del no gol diventa molto molto più ampia ed è molto più tendente al gol. Con la forma 8 partite diventa molto più equilibrata. Se io vado sulla scheda minimal vediamo che si aspetta sicuro un gol e il risultato più probabile diventa l'1-1. Se noi andiamo a vedere i risultati più probabili con la forma 8 partite, c'è il 10% di possibilità che la partita finisca 1-1, quindi un pareggio. Poi abbiamo il 9% di possibilità, che è la seconda probabilità più alta, che la partita finisca 2-1 per noi. E poi abbiamo la terza probabilità più alta è il 2-1 per il Lecce, quindi diventa una partita molto molto più indecisa. È strano a dirsi, specialmente per come la penso io, ma penso che questa a 8 partite possa essere la forma più attendibile rispetto a quella a 4. Non l'avrei mai detto, però questa volta potrebbe essere così. Penso che possa essere molto più attendibile quella 8, però io comunque rimango sulla visione a 4.
E tra l'altro mi fa ridere che abbiamo lo 0,25% di possibilità di fare 7 gol. Quanto rido se succede. Mamma mia quanto rido. Mentre con la forma a 4 partite vediamo che i risultati esatti sono diversi, sono decisamente diversi. La più probabile, il risultato più probabile è l'1-0 per noi con il 13% di possibilità, il secondo è il 2-0 per noi con il 12% di possibilità, mentre il terzo con la probabilità più alta, anzi i terzi, sono il 2-1 per noi e l'1-1, entrambe con il 10% di possibilità. Però stando alle quote, leggermente più probabile l'1-1 rispetto al 2-1, perché l'1-1 ha una quota di 9,73, mentre il 2-1 ha una quota di 10,38. Insomma, questo è quello che ci dice il file prepartita. Io torno alla mia schermata a schermo intero e vi dico come potrebbe andare per me la partita. Anche se bene o male ve l'ho già detto. Questa è una partita secondo me molto molto incerta. È una partita in cui sono convintissimo, più per il Lecce che per il Cagliari, che tutte e due le squadre vogliono fare bene, perché nel Cagliari ho visto una sensazione di netto appagamento dopo le prestazioni fatte contro quel trittico di partite. Ed è una cosa che non deve esistere, perché per quanto possa essere bello, la mentalità da squadra che convince e di conseguenza vince va anche migliorata sotto questo aspetto. È bellissimo fare il risultato contro le grandi, ma non ti servono solo i risultati contro le grandi. Devi anche fare i risultati contro squadre alla tua portata. Noi contro il Genoa non siamo scesi in campo e loro giustamente, non importa se non avessero niente per cui lottare, il campionato va onorato fino all'ultima giornata, a prescindere. Loro lo hanno fatto, noi invece siamo stati indegni. E dobbiamo migliorare questo aspetto. Abbiamo dalla nostra il fatto che giochiamo in casa, quindi può esserci una sorta di colpo di reni, però allo stesso tempo mi ricordo anche della partita fatta contro il Torino in casa, che secondo me è stato il rammarico più grande, perché dopo la morte di Gigi Riva non ci aspettavamo una prestazione così orribile, proprio per onorare la memoria del campione più grande che l'Italia potesse mai avere. Quindi, cosa aspettarci? Io spero che il Cagliari possa fare una prestazione degna di nota. I 3 punti sarebbero fondamentali, però mi potrei accontentare anche di un pareggio, certo tenendo sempre d'occhio cosa fanno Empoli e Frosinone. Però voglio vedere la prestazione, non voglio vedere la stessa partita fatta contro il Genoa, assolutamente. E mi aspetto che non accada banalmente solo perché giochiamo in casa, ma tutto può accadere, decisamente. Il Lecce è una squadra che con Gotti si è un po' ritrovata. A... non mi stava dispiacendo prima, però con Gotti forse ha ritrovato un po' il ritmo e bisogna stare attenti perché anche il Lecce non è una squadra che ti concede, è una squadra rognosa, solida. Noi dobbiamo fare la nostra partita e, e cercare di fare la prestazione. Poi se il risultato arriva o non arriva, passa marginalmente in secondo piano, possiamo metterla così perché comunque abbiamo bisogno di punti, non ci nascondiamo dietro a un dito. Però io voglio vedere la mia squadra che lotta. Poi mi potrò lamentare per il fatto che non abbiamo vinto, sì, ma già vedere che la mia squadra lotta vuol dire tanto, vuol dire veramente tanto. E niente ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, vi dico che domani vi leggerò sicuramente, magari non vi risponderò a tutti, ma sicuramente vi leggerò, perdonatemi per l'assenza in questo periodo, ma il lavoro porta via molto tempo. Vi mando un bacione, sempre Forza Casseddu e noi ci becchiamo al prossimo video. Belli regà.